Allora, abbiamo fatto un po' un quadro in generale della vostra attività, che comunque è molto importante, perché se non ci fossero queste associazioni di volontariato presenti, per fortuna a livello nazionale in questo caso, Sì. in molte situazioni sarebbe veramente difficile. Però voi comunque vi occupate delle questioni sociali Sì. e ci sono delle politiche attive che in qualche modo vi vedono coinvolti. Che cosa e quindi questo congresso recente era un po' anche l'occasione per stare uniti, no? È stato il monito, per fare delle istanze ben precise. Io direi di partire un po' dai tagli del nazionale, il fondo per un'autosufficienza, perché poco se ne parla, forse tra gli addetti ai lavori se ne parla, però poi attenzione, questo governo ha tagliato il fondo per un'autosufficienza, cosa che uno non si aspetta da un governo di una certa matrice, e invece guarda caso la patata nel silenzio è passata e non sono cose piacevoli. Che cosa è successo? Ecco, noi intanto nel nostro documento congressuale nazionale abbiamo messo proprio in luce, ma in luce per dire in primo piano, il tema del welfare. Noi diciamo che ci deve essere un welfare di comunità, un welfare inclusivo, poi mutuando le esperienze della Fondazione Zancan parliamo anche di un welfare generativo, cioè nel senso che significa che se una persona riceve dallo Stato, dalla Regione, dai comuni determinati sussidi, diciamo queste persone, ecco, in base alle loro capacità, possibilità, dovrebbero un po' ritornare un qualcosa alla collettività. Ecco, l'ho schematizzato, però certo, il ragionamento del welfare generativo è molto più complesso e più complicato anche da comprendere, ma soprattutto complicato da applicare perché ci sono parecchie resistenze. Però al di là di questo abbiamo messo al centro appunto il welfare. Perché? Perché se no altrimenti la nostra sussidiarietà, che vuol dire qualcosa in più, diventa sostitutiva, questa attività, rispetto invece alle garanzie che devono avere tutte le persone, comprese anche le persone giovani che non hanno lavoro, perché quando parliamo di welfare vuol dire anche politiche attive del lavoro. Però guardando la nostra realtà, che è composta soprattutto di anziani, è chiaro che siamo fortemente preoccupati rispetto ai tagli. Ma i tagli è vero che ci sono, ma c'è anche un uso, secondo il nostro punto di vista, un po' sbagliato delle risorse. Sbagliato in che senso? O meglio, un uso poco equilibrato. Allora si spendono molti miliardi, se facciamo il dato ovviamente nazionale, ma anche qui in Veneto, per la sanità, che ovviamente vanno bene i finanziamenti, ma perché non intervenire in modo equilibrato anche sulla parte cosiddetta socio-assistenziale? Se programmo di spendere quasi 120 miliardi all'anno in sanità, qui in Veneto vengono utilizzati di questi 120 8 miliardi e mezzo. Adesso si è fatta anche una certa riforma qui in Veneto, si sono unificate le aziende US, si è fatta l'azienda zero e questa diciamo riforma, dal mio punto di vista fatta un po' troppo velocemente, ma è un'opinione personale, dovrebbe comportare un risparmio. Questo risparmio noi diciamo che è bene che venga finalizzato a finanziare il fondo per la non autosufficienza e le disabilità. Perché per garantire una compartecipazione più sostenibile, quindi sto parlando di una compartecipazione più sostenibile per le famiglie, non sto dicendo che non devono pagare niente, ovviamente chi non ha redditi o che ha redditi bassi non deve pagare nulla, ma chi può compartecipare, però non si può compartecipare per esempio in casa di riposo con 1.500 euro al mese o 2.000 euro al mese. Questa non è compartecipazione, questo è un costo che praticamente taglia le gambe a qualsiasi reddito medio, e dopo basso. Si lamenta che la domiciliarità in Italia è di 2,5 milioni di anziani, mentre 12.200 strutture sparse sul territorio ne accolgono appena 278.000 con una riduzione del posti letto. Quindi attenzione, leggo il messaggio che è arrivato. Il governo ha tagliato nonostante una certa matrice, normale per me, ormai non c'è più destra o sinistra ma banchieri al governo, anzi in Europa, dove si può attingere per mantenere la casta se non è sociale, sanità, nelle pensioni e lavoro dipendente, dobbiamo reclamare con forza i nostri diritti e ricordare che la sovranità è del popolo. È chiaro che manifesta uno stato d'animo che è presente in migliaia e migliaia di situazioni, se non in qualche caso, in qualche situazione in cui andiamo ad arrivare anche a qualche milione di casi che sono in sofferenza. Quindi mettiamo il centro del welfare per dire dovete un po' riequilibrare questo sistema, spendere in maniera più acculata, più attenta, diciamo così, sulla sanità, risparmi finalizzati al sociale per finanziare il fondo che aiuta le persone con disabilità o che sono persone anziane non autosufficienti, per evitare che le famiglie
entrino nell'astrico, perché non puoi pensare di avere una compartecipazione così alta. Quindi, tra l'altro c'è il problema che appunto queste strutture di residenzialità, alcune non sono piene, anzi ci sono posti vacanti con proprio per gli costi alti così costi. alti, è chiaro, anche perché sono costi così alti, perché la Regione da quasi 5 anni non incrementa la famosa quota a carico della Regione, che sarebbe l'impegnativa di residenzialità o la ex quota di rilievo sanitario, è ferma da 5 anni. Però in 5 anni i costi, diciamo così, dell'ospitalità, i costi sociosanitari, i costi socioassistenziali non è che si siano fermati, sono aumentati. Se tu non adegui quella quota lì, è chiaro che la differenza la paga il familiare o l'ospite, se ha la possibilità con la sua pensione di pagare quella differenza lì. Allora, per questo che stiamo chiedendo anche sia a livello nazionale che a livello di Regione Veneto la legge nazionale e la legge regionale sull'invecchiamento attivo, che è vero che interviene parzialmente, diciamo così, sulla parte sociosanitaria e socioassistenziale, però è una legge, se verrà approvata quella nazionale e successivamente anche quella regionale, sono 2 provvedimenti che possono comunque aiutare le persone anziane, che vuol dire invecchiamento attivo, che vuol dire attività motorie, che vuol dire attività di apprendimento permanente, che vuol dire impegno sociale, che sono tutti degli aspetti che noi li possiamo sintetizzare nel famoso buon stile di vita della persona, che quindi vuol dire allontanare difficoltà, allontanare patologie, problemi, e di conseguenza allora c'è anche un risparmio sui costi socioassistenziali o sui costi sociosanitari. Certo. Però queste 2 leggi, quella nazionale e quella regionale, sono ferme. E allora ecco, il congresso che abbiamo svolto qualche giorno fa, abbiamo sollecitato la Regione. Intanto la Regione, perché ovviamente la nostra competenza è questa, però il nostro Presidente nazionale certamente ha sollecitato e solleciterà, diciamo, i parlamentari, perché poi ognuno ha le proprie competenze. Certo. Però alla Regione abbiamo chiesto qualcosa in più. La Regione, per esempio, quando prima parlavamo di trasporto, è 3 anni questa Regione, e quindi va riconosciuto lo sforzo, che non fa pagare la famosa tassa automobilistica, famoso bollo per capirsi. Bollo, sì. Praticamente gli automezzi del volontariato sono esentati da questo costo. Noi diciamo che oltre a quelli del volontariato dovrebbero essere esentati dal costo anche gli automezzi della promozione sociale. Perché promozione sociale? Perché comunque fanno attività di trasporto protetto, di accompagnamento protetto. Qual è la promozione sociale? La promozione sociale praticamente è quell'attività rivolta prevalentemente al socio. Volontariato invece significa attività rivolta a tutti, anzi prevalentemente anche alle persone che non sono socie di quell'associazione specifica. Però sempre un servizio è che tu fai per quella persona disabile, per quella persona non autosufficiente, che sia svolto dal volontariato, che sia svolto dal volontariato, non cambia nulla, perché è sempre una prestazione di sussidiarietà, di aiuto. Allora abbiamo chiesto che questa abolizione venga definitivamente applicata per tutti gli anni, invece ogni anno siamo condizionati, diciamo così, dalle risorse disponibili nella legge di stabilità regionale, quindi non c'è mai certezza. Allora diamo un po' di certezza, che vuol dire dare un po' di tranquillità e anche un po' di respiro economico a queste associazioni che svolgono questa attività. Poi abbiamo chiesto sempre alla Regione, ecco, che riconosca il ruolo del forum del terzo settore. Il forum del terzo settore che rappresenta non solo il volontariato, ma rappresenta le cooperative sociali, le imprese sociali, le attività appunto di promozione sociale. Perché questo? Perché se viene riconosciuto tra i soggetti della concertazione, del confronto, molte difficoltà, anche su questi aspetti legati al bilancio della Regione, alla legge di stabilità, alle cose che prima diceva lei sui servizi, sui costi, potrebbero trovare una soluzione in un rapporto di concertazione con chi rappresenta, diciamo così, l'utente, rispetto a chi invece ha l'obbligo di garantire alcune prestazioni. Quindi abbiamo chiesto il riconoscimento appunto del forum del terzo settore nell'ambito di questi tavoli di confronto. La terza cosa che abbiamo chiesto alla Regione è che ad esempio tutta la parte burocratica nella gestione dei rinnovi delle iscrizioni non sia così complicata e complessa tutte le volte, perché ogni 3 anni dobbiamo portare un sacco di documentazione, bilanci, dichiarazione, fotocopie, no? Per dimostrare che siamo ancora un'associazione o di promozione sociale o un'organizzazione di volontariato. Allora auspicavamo che la riforma del terzo settore, quella che diciamo dovrebbe essere
diciamo così, la chiave, ecco, di apertura di queste porte della semplificazione, però anche lì i decreti attuativi sono fermi, non sono ancora stati emanati, perché in quel tipo di pacchetto lì c'è anche la semplificazione, nel senso che il governo aveva colto favorevolmente le nostre indicazioni di semplificare, diciamo, la vita rispetto alla burocrazia, perché anche noi siamo condizionati da legge, leggini, provvedimenti, disposizioni, delibere e quant'altro. Allora, se la Regione facesse anche un gesto di buona volontà di semplificarci la vita, per esempio con delle autodichiarazioni, poi ognuno si assume le proprie responsabilità, però non serve che tutte le volte che mi chiedi sempre la stessa documentazione per dimostrare che sono un'associazione, cioè ti faccio ovviamente una dichiarazione, te la deposito formalmente, poi i controlli spettano a te, nessuno ti li vieta, ci mancherebbe altro. Però anche questo, diciamo, è stato un tipo di ragionamento che abbiamo svolto nella discussione congressuale, perché si chiede semplificazione, perché noi abbiamo dei presidenti dei circoli, sono persone che sono ultra ottantenni, insomma non è che pensiamo di avere, non so, il commercialista neolaureato in grado di gestire tutta la parte amministrativa o burocratica, quindi comprendiamo, insomma, è il mondo del volontariato. Cioè non è un'azienda, un ente, una società che di conseguenza devono avere l'obbligo di avere determinate professionalità. Allora, se c'è la semplificazione della vita, diciamo così, associativa, della vita praticamente del volontariato, della vita delle comunità sociali, svolgeremo meglio il nostro lavoro, con meno paura, con meno preoccupazione, perché quel presidente che è responsabile è chiaro che non vive bene la quotidianità, perché ha paura di sbagliare un numero, ha paura di sbagliare una virgola e essere sanzionato. Ecco, allora abbiamo chiesto anche alla Regione, ecco, di farsi carico. Ovviamente il governo sa che l'argomento della semplificazione fa parte appunto di quel percorso di applicazione della legge sulla riforma, è auspicabile che ci sia il decreto specifico proprio per semplificare la vita delle attività. Però fermo, per il momento è ancora per il momento fermo. È fermo, sì, perché l'unico atto che hanno fatto è stato quello sul servizio civile dei giovani. E basta. E basta, per il momento è quello lì. Devono capire che gli italiani trovano già difficile sentirsi tali, molto più facile sentirsi padovani, veronesi, romani, figuriamoci se ci mettiamo in un contesto più grande come l'Europa. Io non sono europeo, sono un italiano che vive in uno Stato italiano che sta in Europa ed i politici devono garantirmi la mia volontà, compreso questioni tagli a scapito di ciò che chiede l'euro. Purtroppo l'Europa è l'argomento del giorno, come si suol dire. Esatto, ma voi progetti europei avete modo di partecipare? Sì, soprattutto attraverso la cabina di regia nazionale, sì. Progetti europei in modo particolare legati all'apprendimento permanente. Che vuol dire? Che vuol dire praticamente portare le persone anziane in percorsi proprio di formazione, di apprendimento costante. Quindi vuol dire apprendimento non soltanto sulle capacità, diciamo, dell'utilizzo dell'informatica, ma apprendimento anche su materie scientifiche, culturali. Quindi perché questo è dimostrato che se, appunto come dicevamo prima, che se la persona rimane sempre attiva, soprattutto col proprio cervello, diventa un vantaggio per la società, perché è dimostrato che allontano patologie, la solitudine mi porta a depressione, l'abbandono mi porta a situazioni appunto di disperazione, ecco. E se ho una persona depressa e che intervengono i servizi sociali o i servizi sanitari, è un costo per la collettività. Ecco, per accedere a questi piani di apprendimento permanente, quindi questi progetti, eccetera, cosa bisogna fare? Anche qui è sufficiente sempre rivolgersi alla sede recarsi al circolo dell'Auser, rapportarsi con il volontario, rapportarsi con il presidente di quel circolo e ci sono tutte le indicazioni e le informazioni. Diciamo, ecco, il primo passo è questo passo che, ripeto, lo dico proprio anche per correttezza, insomma, si fa la tessera dell'Auser e si entra in questo mondo, che è un mondo ricco di possibilità. Poi, ognuno, in base alla sua esperienza di vita, in base alla sua, diciamo, il suo percorso lavorativo precedente, le sue attitudini, i suoi hobby, le sue passioni, le sue, diciamo così, volontà, trova gli spazi. Abbiamo per esempio gente che scrivono libri, che scrivono poesie, gente che magari piace fare il ballo, il socialismo. Tantissime opportunità. Tantissime opportunità, ecco. L'importante è entrare dentro questo mondo, che è un mondo che dà mille possibilità. Insomma, ecco. Chiaro. Allora, torniamo su questo, abbiamo la pubblicità di pochi secondi, quindi restate sempre con noi.